Benvenuti alla Taverna Friuli Podcast, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young. Troviamoci qui ogni settimana per 4 chiacchiere con vignaioli e altri personaggi da questa sottovalutata regione del Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Benvenuti e buon anno amici di Vini Friulani e benvenuto a questo speciale Best of episode di La Taverna. Com'è andata le feste, ragazzi? Io ho messo su 2,5 kg, non so voi, però tornato sulla dieta speriamo che questi 2,5 kg si sciolgano rapidamente. Tanto panettone, tanto vino, tanti belle feste con degli amici, è stato veramente un periodo natalizio bellissimo. Buon anno a tutti! Cominciamo questo 2026 con una puntata da 2023 con una persona speciale, una persona con cui ho visto già sui social media recentemente, appena fatto gli anni, mi sembra il 27 di dicembre, ha fatto 26 anni, sì, esatto, classe 1999, una persona con un sorriso incredibile, con un'attitudine, una filosofia di vita sempre sorridente e positiva. Marta Iacuzzi, sì, di Iacus, non so se ricordate questa puntata, però se non avete sentito dovete assolutamente sentirlo adesso. Mi è venuta in mente Martina, perché ho visto anche un articolo di Gambero Rosso che ha parlato del verduzzo friulano che loro lo fanno a Montina. E allora, e dopo lei aveva stato anche menzionato di un articolo di giovani imprenditori. Allora, non so, da ottobre fino adesso ho sentito tantissimo il nome di Marta e volevo riascoltare questa piccola conversazione con Marta Iacuzzi. Però, prima di andare avanti, io volevo parlare di qualcosa veramente speciale, che nel prossimo mese, cominciando prossima settimana, la Taverna Friuli, per la prima volta in 5 anni, perché questa podcast va avanti adesso da 2021, allora siamo a 2026, allora 5 anni possiamo dire, no? La Taverna Friuli per un mese diventa la Taverna Birda. Sì, un mese di conversazione con i produttori più importanti della zona oltre confine, la zona appena dall'altra parte del confine in Slovenia. Sono anni che conosco produttori, amici, persone che fanno vini in Birda con tantissima passione. C'era sempre questa idea che la bellezza del Collio è stato diviso in due di questo confine dopo la seconda guerra mondiale. Allora io, per attirare più attenzione possibile, ho deciso di fare 4 puntate, 2 in inglese, 2 in italiano, con 8 produttori. La prima volta nella storia di questo podcast che andiamo fuori dal Friuli, lasciamo stare fuori dall'Italia. Nelle conversazioni in italiano abbiamo Marian Simčić con sua azienda Simčić, Marian Simčić, e Matthias Certecic, difficile per me per pronunciare. Lui ha un'azienda che si chiama Ferdinand. Facciamo una conversazione con loro due in italiano. L'altra intervista in italiano, che sarà probabilmente l'ultimo delle 4 puntate, sarà con il grande Silvio Jerman, forse questo nome per voi è un nome familiare, che ha un nuovo progetto in Birda che si chiama Silvman, insieme con Alex Simčić, un'altra Simčić, però di un'altra azienda molto famosa in Birda che si chiama Eddie Simčić. E dopo 2 puntate in inglese, la prima con Lan Kristiancic di Movia
non ha bisogno di introduzione, e il suo amico è anche un grandissimo giovane produttore in bird che si chiama Andrei Erzetic. E dopo l'ultima in inglese con Luca Ribolica del Club Berda e Simon Simcic dell'azienda Cantina Medot, che fa vini metodo classico. Io voglio, prima di andare avanti, perché questo mese di bird comincia fra poco, probabilmente con la prima puntata prossima settimana, voglio tantissimi ringrazio al Club Berda che mi ha donato lo spazio per giorni e giorni per fare queste interviste. Mi ha aiutato tantissimo Erika Conkud. Erika, se stai ascoltando, grazie tantissimo. Lei è veramente la protagonista indietro delle quinte per queste 4 puntate. Allora, non vedo l'ora di fare la Taverna Berda. State attenti, prossima settimana la prima puntata di La Taverna Berda. Torniamo alla Taverna Friuli dopo questo mese di Berda. Però per adesso ti lascio questo best of con Marta Iacuzzi dell'azienda Iacus da 2023. Marta Iacuzzi dell'azienda Iacus delle zone di Toriano in Cividale, vicino Cividale del Sì, Friuli. siamo a 3 chilometri da Cividale, vicinissimi. 3 chilometri. Marta, sei giovanissima. Quanti anni hai? Quest'anno ne faccio 24. 24. Ok, io ricordo molto bene 24 anni. Ah, sì? Anch'io, sì. Comunque, allora, ovviamente queste aziende della famiglia. Sì. Esatto. Allora, l'azienda nasce negli anni 90 con papà e zio, quando hanno iniziato poi a uscire con le etichette. L'azienda c'era già prima perché i nonni, ma soprattutto c'era mio prozio che aveva questa azienda, ma era un'azienda diciamo mista, quindi lui aveva qualche mucca, un po' di campi di agricoltura mista, quindi aveva un po' di mais, un po' di soia e qualche vite, ma faceva solo vino in damigiana, quindi era il vino da vendere velocemente. Negli anni 90 poi papà e zio hanno deciso invece di prendere in mano e cambiare tutto, piantare solo viti. Sono partiti con 5-6 ettari, adesso ne abbiamo 13. Okay. Abbiamo puntato soprattutto sui vitigni autoctoni, però abbiamo anche delle varietà internazionali. I vitigni autoctoni abbiamo come il Tokai, il Friulano, Ok. il Si Verduzzo. può chiamarlo Tokai. Ok. Qui si può, Qua si sull'etichetta può, no. assolutamente, però le barbatelle si chiamano Tokai. Infatti. È davvero assurda questa storia. Poi Friulano? Verduzzo Ok. friulano, il Picolit, poi abbiamo il Re Fosco, lo Schiopettino e il Tazzalenghe. Ok, come autoctoni. Sì, come Ok. internazionali abbiamo il Pinot Bianco, il Sauvignon e il Cabernet Sauvignon e il Merlot. Ok. Parliamo un po' di Sauvignon dopo, durante il podcast, perché ovviamente tu hai un rapporto speciale con il Sauvignon. Sì, io lo definisco un po' mio figlio. Però volevo parlare un po' perché secondo me tu sei il primo ospite sul podcast della zona di Toriano, che mi sembra che è una zona abbastanza particolare. Sì, siamo una zona un po' diversa dal resto dei Colli Orientali perché è caratterizzata la nostra zona dalla pietra piasentina, che è una pietra molto dura, calcarea. Pietra Piasentina. piasentina. Sì, non so la definizione del nome. Ok, no, ma non volevo, perché non ero sicuro se era piasentina o piacentina. Sì, tanti la confondono, è Esatto. piasentina. Piasentina, Sì, ok. sì. È una pietra grigia, molto dura, calcarea, e quindi rende molto difficile la coltivazione in collina. Cioè, negli anni passati, quindi nel Novecento si coltivava anche, ma era perché si coltivava tutto a mano, non c'erano i trattori e quindi non c'erano grosse esigenze. Se adesso uno volesse fare un impianto diventa veramente impossibile e quindi dovresti spancare tutta la collina e quindi andresti a perdere tutta la caratteristica del territorio e quindi si coltiva comunque a fondovalle. Però si hanno tutti, perché essendo una zona molto piovosa arrivano tutti i depositi, arriva tutto comunque la sostanza comunque arriva tutto, quindi la pietra
sì, i depositi della pietra insomma, e quindi rende il territorio molto, molto interessante, che poi è una caratteristica che si ritrova su tutti i vini, ma anche delle altre aziende, cioè una caratteristica che ci accomuna, questa mineralità nei vini è molto interessante. Ma siete nelle colline o nella parte più, Nella diciamo, parte più più bassa, sì, più esatto, piatto, diciamo esatto. così? Ok. Mi dà questa idea che quando si parla di questa pietra Mh. bianca, dura, mi Mh. fa pensare un po' di Carso. Sì, boh, è grigia però, È è grigia, grigia ok. più grigia scura. Stavo guardando scusa se c'era qualcosa, No, ma di solito c'è sempre un qualcosa. pezzettino Sì. in gelo. Boh, penso, boh, Cividale dovrebbe essere c'è qualcosa in zona per esempio la stazione Ok. dei treni che c'è quel muro, quello è fatto tutto di pietra piasentina, Ah, che è ok. quella sì, poi Ok. dipende, in base alle lavorazioni è un po' più grigia o un po' meno, però Allora, secondo non si può lavorare quella pietra per fare vigneti, diciamo così. no, cioè è No, veramente molto è molto dura. Sì, dura. si fa per fare pavimenti e tutto, quindi è molto resistente Ok, anche. allora tu sei nella parte dove nelle cose, da tutte le cose che è venuto giù delle colline, Esatto, è depositato nel esatto. fondo. E quindi hai Ok, un terreno veramente perché sono di base terreni argillosi, quindi è terreno molto fertile, ok. più questa cosa che ti aiuta ad avere maggiore, salinità e a mineralità nei vini. Più che la fonca. Sì, secondo me cioè dipende Ok, poi perché assolutamente. volevo chiedere la differenza forse tra Uh, questa pietra e la ponca, non necessariamente nel parte di o minerale specifico sì. come cauccio o non. No, sto parlando proprio di Mh-mh. effetto su il vino. Allora, secondo me la fortuna che abbiamo noi è che siamo una zona un po' più fredda rispetto magari alle zone dove trovi la ponca, quindi quello magari ti aiuta a mantenere un po' di più forse questa mineralità che comunque ritrovi anche soprattutto nei vini magari del Collio, che dove c'è la ponca. Però essendo una zona un po' più calda, forse noi avendo veramente siamo, diciamo come chiusi in un anfiteatro, perché veramente siamo chiusi da queste colline, perché chiamarle montagne è Ok. ridicolo. E quindi, appunto, la zona un po' più fresca ti aiuta probabilmente, però sì, non voglio sminuire assolutamente la ponca. No, no, non è una è meglio No, no, dell'altro, no, ma voglio capire un po' sì, penso la sia differenza l dell'effetto. penso appunto, essendo una zona un po' più fredda, quello sia la differenza. Allora, una zona un po' più fredda, Sì. un terreno un po' più, diciamo, minerale, Sì, si può credo di dire? sì, sì. Ok. Noi però non abbiamo le colline che hanno e quindi quello anche quello penso cambi. Ma anche quello è un lavoro un pochino più tranquillo, Esatto, per noi diciamo, è più per non facile. dire non devi andare Esatto. sulle colline, Sì. sulle Non rischi ogni volta. esatto, esatto, di ribaltare tutto quanto. Esatto. Bene, 13 ettari, Sì, sempre intorno dell'azienda? sì, più o meno, sono un po' frammentati perché i nonni erano in 12 fratelli, quindi e Wow, poi nei paesi tutti vivevano di agricoltura, okay, quindi bene o male ognuno aveva un pezzo di campo e quindi sono un po' frammentati. La distanza massima da quello più lontano è a 1 chilometro e mezzo, ma cioè è okay. tutto lì nel comune, insomma nella zona. Bello, bello, Sì. bello. Se hai tanto effetto della Natisone, della valle di Natisone che No, viene giù un po' di no. aria o viene dall'altra parte? Noi siamo il Natisone è dall'altra parte praticamente. Noi abbiamo un piccolo fiumicello, ma non Non fa influisce troppo, niente. sì. Okay, Però appunto siamo coperti da questa zona cioè questa arco di colline e quindi okay, la zona perché ci sono Montina e Togliano, e Montina diciamo ancora un po' più fresca rispetto a Togliano, perché Togliano è più aperto, quindi soprattutto Togliano è diciamo un po' più adatta ai rossi, perché essendo un po' più aperta è un po' più caldo ed è meglio soprattutto okay. anche se ultimamente con i cambiamenti climatici in questi anni sta cambiando un po' la situazione. Però tendenzialmente Togliano è una zona un po' più magari da rosso, mentre Montina essendo un po' più fresca va meglio un po' per i bianchi insomma. Okay. E tu personalmente hai studiato enologia? Sì, io ho fatto prima liceo scientifico e adesso sì, adesso a marzo scorso mi sono laureata. Ah, Sì, okay. è 1 Solo a anno. marzo Sì, scorso? sì, sì, è 1 Mamma mia. anno che sono Okay. laureata. Però dal primo anno, quando ho finito le superiori, insomma, mi hanno detto: "Boh, se vuoi adesso inizi enologia, adesso prendi in mano
le vinificazioni e gestisciti. Quindi Ah, sì, dal 19 insomma ho preso un po' in mano le vinificazioni. ma tu avevi sempre in mente questa idea di entrare Sì, è nell'azienda? sempre stata Dai. fin da piccola, perché ho sempre comunque aiutato. Il primo anno di vendemmia è stato, penso ero in quarta o quinta elementare, dovevo comprarmi la bicicletta e ho detto a papà: "Devo comprare la bicicletta", e mi fa: "Boh, vieni a vendemmiare, ti guadagni i soldini e te la compri". E io gli ho detto, avevo appena fatto la comunione credo, e mi fa e gli faccio: "Ma io ho i soldi". No, mi fa: "Vieni a guadagnarli", e così. Allora ero lì, ho iniziato ho fatto la mia prima vendemmia, quindi penso vado a spanne 9, 10 anni credo, però non mi piaceva vendemmiare, quindi ho imparato a guidare il Ah, trattore. ah, Sì, que adesso mi arrestano tu s perché no, tu a 9 anni guidavi il sì, tratto sì, sì, a perché 9 anni? dovevo solo andare dritta nel filare per spostare il carro e quindi Secondo me l'imitazione su questo su questo crimine è passata. Però ma veramente a Sì, 9 sì, anni sì, eri già sì, perché era semplicemente andare dritta nel sì, filare, va non era troppo pericoloso. poi dovevi sempre tenere il Esatto, dritto e e quindi frenare sì, quando si arriva esatto. alle fine del filare. Esatto. Wow, allora tu sei come me allora, abbiamo qualcosa in Ah comune sì? perché io ho lavorato per 5 anni, come lavoratore in azienda Okay. e non ho mai piaciuto vendemmiare. No, boh, Posso adesso lavorare vendemmio, 16 ore in ma non cantina, vendemmiare. ma non vendemmiare. Non mandami fuori perché troppi insetti No, ma e poi mi è passata, adesso io vendemmio, io la ah mattina sì? sì, sì, perché noi adesso facciamo che, soprattutto per i bianchi che hanno bisogno di temperature tendenzialmente, visto che si vendemmia sempre un po' presto, fine agosto hai temperature ancora molto alte, e quindi vendemmiamo solo metà giornata e la mattina vendemmio e pomeriggio vinifico. Okay, Però mi piace adesso, mi diverto. okay, Finché capisco. però sei piccolo è una cosa un po' noiosa magari, e quindi E allora all'inizio praticamente tu sempre hai avuto questa sì, sì, voglia sì, di lavorare hai assolutamente. fatto delle esperienze fuori dal Friuli per caso? No, purtroppo No. no, avrei voluto farla, ma è arrivato il Covid. Oh cavolo. E quindi Okay. non perché boh, a durante le superiori, avendo fatto il liceo scientifico, non ho avuto purtroppo cioè nel senso, facendo un'altra scuola era difficile, Mh. avrei voluto appunto come tirocinio per l'università, ma il Covid è stato molto Se potevi andare a qualsiasi parte a vinificare, sì, dove andrei? avrei voluto l'Argentina o la Nuova Zelanda, Ah, perché l'Argentina mi lega particolarmente perché ogni anno l'università di Udine ha una collaborazione con l'università di Mendoza, ehm, e quindi ogni anno ospitavamo un ragazzo argentino che veniva a fare la vendemmia da noi, e quindi c'è un legame particolare. Poi io sono stata in Argentina, ma per un altro progetto con la scuola che ho frequentato, e quindi cioè è una cosa molto io potessi tornare andrei subito. E la Nuova Zelanda un po' mi affascina a capire un po' il mondo, e soprattutto per il Sauvignon, perché comunque sapendo che sono, tra i cioè tra i più rinomati diciamo anche, produttori di Sauvignon, mi sarebbe piaciuto, e poi anche un po' per la lingua, perché comunque l'inglese serve è sempre, importante. Parli un assolutamente. po' di Sì, inglese? sì, sì, un po' Okay. sì, perché ho fatto anche un'esperienza in Australia, Ah, sì, ho viaggiato un po'. hai viaggiato, okay. Però non hai fatto Non per l'esperienza non per per il lavoro. vino, esatto, Okay. perché con le superiori ho frequentato il convitto a Cividale, avevano questi intercambi, e quindi ho fatto 1 anno, 1 mese in Australia, 1 anno, 1 mese in Argentina. Ah, Son state veramente 2 belle parli un po' di esperienze. Un spagnolo? pochino sì, Ah, sì, perché okay. siamo andati là, ma senza sapere lo spagnolo, quindi eravamo in famiglia, quindi o Ah, imparavi o di imparavi. italiano a spagnolo non è tanto No, non è tanto difficile. difficile, però ci sono alcune parole completamente diverse e sei lì che dici: "Ecco, e adesso cosa?" Esatto, E quindi esatto. sei un po' Ho degli amici argentini mh. che dicono anche dentro Argentina ci sono delle Sì, parole diverse, cambiano, esatto, sì, da sì. Mendoza a Santa Buenos Fe, Aires, sì, sì, esatto, sì, sono completamente cambia diversi. tantissimo. Allora sì, allora non è proprio spagnolo standard, c'è un Esatto, paio sì. di idiosincrasie che ti si trova solo in Argentina, esatto. E allora, stiamo parlando di un'azienda che ha persone di 24 anni, adesso hanno affidato tutta la No, cantina a te? tutta. Comunque ci sono ancora papà e zio che Okay, ci collaboriamo, tutto, però mi hanno detto: "Durante le vinificazioni tu tu gestisciti, questo è il tuo quello è il mondo. mio mondo". Poi Okay. durante l'anno ovviamente facciamo tutto insieme, perché ci sono diverse lavorazioni da fare, però nel senso della vinificazione mi hanno lasciato, non dico carta bianca, perché comunque, ehm
secondo me il modo di vinificare che abbiamo sempre avuto è sempre stato buono. Magari porti dei piccoli accorgimenti che vanno sempre, cioè sempre bene, ma non sicuramente a stravolgere, Mm. quindi sì. Eh, C'era qualcosa, perché ovviamente non era la prima volta che hai fatto, che mi ha detto che anche da 2019 che hai sì, cominciato più o meno a sì, sì, lavorare, sì. non solo da quando è arrivato la laurea e hai detto ok, No, adesso hai no. la carta, si può Esatto. lavorare. No, prima, perché comunque, son sempre stata lì, ho sempre visto, quindi non è che arrivavo in un mondo completamente nuovo e arrangiati. Ok. Cioè, son sempre stata lì, quindi avevo cognizione di causa su di cosa si stesse parlando e tutto. Nel 19 ho deciso, perché appunto, come dicevo prima, gli altri anni c'era sempre un ragazzo argentino. Ah, ok. Quindi dal 19 invece non hanno più, perché non so all'università come mai non hanno più avuto questa collaborazione, e quindi ho detto: è l'occasione giusta anche per iniziare". Ok. E quindi ho iniziato da lì un po' comunque seguendo. Magari ho provato a portare alcune modifiche. Una cosa su cui ho iniziato un po' a lavorare di più è sul Sauvignon, perché è un vitigno un po' particolare, un po' una brutta bestia, la definiamo Ah, anche. Perché, è un vitigno molto sensibile innanzitutto, quindi bisogna sensibile stargli nel vigneto o sensibile allora in sia nel cantina? vigneto poi che viene trasportato poi questa sensibilità anche nel mosto insomma, nel Ok. vino, perché è una varietà sensibile al rame per esempio, ma comunque è molto sensibile un po' a tutto, quindi devi stare attento con la temperatura, durante la fermentazione e tutto. E quindi ogni anno c'era qualche problema nella fermentazione. Non andava mai, non finiva mai bella regolare, tutto perfetto, e quindi nel 19, essendo un vino che a me piace, ho deciso: vediamo quest'anno, cerchiamo di fare tutto bene, perfetto", Ok. ed è andato tutto perfetto. Ma Papà dice: "Tanto fattore C". fattore? C. Cos'è fattore? Ah, culo. Ok. Ok. Mi fa: "Non so se è bravura, ma secondo me è tanto fattore Secondo C". me niente succede per caso. Esatto. Ma hai cambiato qualcosa? C'era qualcosa che tu hai guardato e hai detto: quel piccolo dettaglio lì devo cambiare", o no? No, alla fin fine no, perché è sempre, cioè non ho cambiato perché noi diciamo abbiamo uno schema su cosa facciamo ovviamente, perché Ok. ti segni ovviamente per avere uno storico anche, e non è cambiato niente, sempre le stesse cose. Quindi sì, anch'io ho detto, ero lì sempre con l'ansia ogni giorno: "Oddio, adesso cosa succede?" Ah. E invece è finita la fermentazione tutta tranquilla, senza nessun genere di arresto, blocco diciamo, o rallentamento. E quindi sì. Cosa sono di questi problemi che succede? Che hai detto un blocco, ma cosa Sì, si ferma la nel senso, la fermentazione? fermentazione inizia allora soprattutto quando sei quasi alla fine, inizia magari a rallentare, ma un rallentamento è anche normale, magari scende perché si usa il babbo, quindi vai a misurare la quantità di zucchero che è rimasta, che piano piano viene trasformata in alcol e, verso la fine ovviamente scende più lentamente. E a un certo punto il Sauvignon quindi quando era più o meno tendenzialmente quando inizia la fermentazione sei a 20 babbo più o meno. Quando arrivi alla fine devi essere a 0, e quando arrivava più o meno a 7 iniziava a rallentarsi e magari stare fermo lì 1, 2, 3 giorni, e non è mai buono, perché comunque vuol dire che poi rischi di portarti un vino con un residuo zuccherino, Infatti. e su un Sauvignon anche no, E magari. cos'è la remedy? Cos'è la cosa che si fa per risolvere questo Niente, la non c'è pazienza. niente? No. No, a dir la sincera verità, o dovresti fargli ripartire la fermentazione, però non è cioè non è No, una non cosa è la cosa, ottimale, perché no. comunque rischi di trasformare il prodotto alla fin fine. E quindi sì, questa cosa non è buona, Deve praticamente solo incrociare le dita e esatto. spera. E Mamma quindi non mia. so io cosa fosse il E problema, a invece dir la sincera verità. okay. E nel Altri 19 sì? è andato tutto bene, quindi Senza questo problema senza di nessun problema, ha finito la paura di fermentazione, paf. precisa, perfetta, senza paura insomma. Secondo me è amore. Sì, può essere. Io difatti il Sauvignon per me, io lo definisco quando anche lo presento, per me è il mio bambino, cioè sono i miei figli. Dal 19 in poi sono i miei figli. Il Perché hai 20 questo feeling per il Sauvignon? non lo so, è stato è un vino che a me piace, quindi Sempre? sì, sì, Sempre ma piaciuto? fin che magari uno dice: ha questo profumo", che magari non a tutti piace. Però a me è sempre affascinato come vino e tutto, quindi sì, è stato un amore diciamo da sempre alla fin fine. E quindi sì, io lo definisco veramente il mio bambino. Hai qualche memoria, non lo so, che quando avevi
9 anni mentre sei sul trattore che hai mangiato qualche chicca. Può essere anche l'uva, della a me pianta. piace mangiare l'uva, quindi probabilmente anche Sì, sì. quello Ma è buono anche di mangiare, Sì, mi sì, sì, sembra è che molto buono, sì, sa, sì, sa sì. proprio Sa di di Sauvignon. esatto, sì, Esatto. sì, sì, ha un gusto veramente, sì, senti questa frutta, è veramente... Se io ricordo bene ha anche un succo abbastanza, diciamo, viscoso, Sì, sì, abbastanza sì, sì, ha questa viscosità che in è diversa bocca. dalle altre, sì, sì, Esatto, sì, che sì. l'altro è un po' più liquido, questo è Esatto, più questo olioso. sì, 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 anche quando lo mangi. è un po' più Sì. diverso. E potrebbe essere questo che Ma chissà, crea qualche problema? ma questo oddio, questo non saprei sinceramente, però è una varietà che è sensibile, cioè è un vitigno particolare, È un vitigno particolare. introverso. Ma m allora questo rispecchia te in qualche modo? Mhmm, Particolare introverso? no, perché diciamo io No. sono l'esatto opposto. Ah, okay. Sì, no, non sono molto cioè poi dipende, però tendenzialmente non mi chiudo, sono un po' abbastanza cioè sono abbastanza estroversa, devo Okay. dire. Allora potrebbe essere di L'opposti opposites attract, esatto, exactly, esatto. exactly. Potrebbe essere Potrebbe quello. essere, sì. Non lo so, potrebbe essere. Ma hai un rapporto così, non lo so, intimo con degli altri, vitigni in azienda o solo Sauvignon? Allora, lui è il preferito, diciamo. Un vitigno rosso che mi piace particolarmente è il Refosco, Ah, che perché anche un adesso po' siamo amici. ah sì. Esatto. Hai detto la parola magica, brava, E il brava. Refosco è un vitigno che secondo me è il suo territorio, è il re, alla fin fine, e quindi come rosso è quello che preferisco su tutti. Non Perché? Uhm, vuoi perché allora abbiamo 2 vigneti principalmente. Uno è il vigneto sfigato, perché soffre Okay. soffre di disseccamento del rachide, che è ovvero la parte finale e le ali del grappolo quando c'è l'invaiatura, quindi quando l'uva inizia a cambiare colore, diventano tipo appassite, però non Ah. raggiungo cioè hanno cambiato colore, ma tu le assaggi sembra dici: uva appassita." No, è acida e quindi tu devi stare lì a potare e tutto. È un clone che fa questo È proble un dovuto a, è su porta innesto di SO4, ehm, e quindi ed è molto suscettibile a carenze di magnesio e potassio. Lì è un territorio molto umido e quindi penso soffra di perché non è un terreno ottimale ed era penso una vecchia palude che è stata bonificata nei tempi, Okay. e quindi probabilmente è il porta innesto sbagliato alla fin fine, ma probabilmente nessuno ci aveva mai pensato. Ma è un vigneto vecchio. Sì, è vecchio, penso abbia 40 anni più o Ah, meno, sì, bello. sì, 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 abbiamo quasi tutti i vigneti sono abbastanza vecchiotti, a parte alcuni nuovi impianti che comunque hanno già quasi 10, 15 anni, quindi sì. Okay, Vigneti recenti ne abbiamo uno solo di Tazelenghe, che abbiamo fatto nel 21. okay. Il resto sono comunque hanno la loro età insomma. E invece l'altro vigneto di Refosco è spettacolare perché è una selezione massale di tutti i vigneti, penso della zona di Buttrio, e quindi ci sono i migliori refoschi, ed è veramente spettacolare Mh. perché ha una bassissima produzione, ma dell'uva che veramente tu stai lì nel vigneto e la guardi e ti innamori. Dai, E quindi sì, è veramente bello. solo la frutta è così perfetta che Sì, ma poi il vino, quello che ottieni è veramente ma anche in annate magari un po' sfigate si esprime, lavora benissimo, quindi sì, che cos'è il carattere bello di Refosco? è la sua caratteristica importante, la sua tannicità, anche perché Okay. comunque è un vino che è bello importante, perché sì, non è un vino peverino, No, easy, e quindi è ma che ha carattere deve secondo mettere me. via un po' per Sì, noi risultati migliori sì, per Refosco. noi usciamo dopo adesso siamo fuori con le 19, quindi, Ah, sì, fa 1 anno di affinamento Barrique et Tonneau, okay, e quindi sono vinificazioni molto lunghe, okay. perché secondo noi i vini hanno bisogno del loro tempo. Uscire troppo presto a volte è rischioso e rischi anche di perdere le caratteristiche, perché se è troppo giovane sono troppo irruenti, Alright. quindi non è sempre un'ottima. Quest'anno per esempio siamo usciti col Tokai già adesso, però lo senti che è giovane, ha questa se io lo dico lo definisco un'età adolescenziale, Okay. è tutto Deve particolare. ancora sviluppare. Esatto, quindi sì, non è sempre una buona cosa. Cioè, purtroppo se hai delle esigenze, una piccola parte si può sacrificare, però non hai il prodotto di come dovrebbe essere in realtà, secondo me. Okay. Ma tornando al Sauvignon, mi Mh-mh. sembra qualcos'altro importante è successo quando tu hai cominciato a seguire
Sì, il Sauvignon. quell'anno Non lì. solo l'annata perfetta Sì, beh, senza la 19 problemi. è stata un'annata perfetta perché non si Ok. può dire. Però è successo qualcos'altro, se io Sì, ricordo bene. Cosa è beh, successo? poi abbiamo mandato il vino al concorso mondiale, questo intendevi? Sì. Abbiamo mandato il vino al concorso mondiale del Sauvignon provando, abbiamo detto: "Boh, proviamo", e ho vinto la medaglia d'argento, quindi è stata una soddisfazione ancora maggiore perché sì. Con quell'annata lì. Con quell'annata lì, Con sì, con la 19. 19. Allora, E non solo che tu l'hai preso in mano questo vitigno, di cui sei sempre stato sì, innamorato. Primo anno hai fatto in un modo senza dei soliti problemi. esatto. Dopo prendi questo vino Sì. e lo mandi al concorso e prendi il medaglia Sì. di argento. Ovviamente tu hai un tocco magico con Sauvignon. Spero, Ma chissà. tu non hai mai vinto un medaglia No, no, prima no, di no, no, quello? avevano mandato penso 1 anno, Ok. ma non avevano preso, sì, insomma niente. E quindi Complimenti. grazie. Complimenti, brava, brava, veramente si vede che c'è qualcosa tra te e Sauvignon che è Sì, abbastanza importante. questo feeling. Bene, bene, bene. Hai parlato di tazzolenghe, Sì, sei una noi delle poche aziende che siamo fate sono una tazzolenghe. delle 10. Delle Siamo 10. in 10, sì, in teoria. Se Esatto. non c'è qualcun perché ogni tanto c'è qualcuno che lo pianta. E beh, no, non lo fanno. Sì, non ancora, perché comunque uscire relativamente giovani è abbastanza dura. Cosa pensi di tazzolenghe? Pezzolenghi è un vitigno, anche lui è molto particolare, soprattutto in campagna, perché ha questi parametri allucinanti, perché comunque quando vai a vendemmiarlo ti trovi con zuccheri perfetti, quindi magari 23 Brix, 22, 23 Brix, quindi maturo. Vai a fare le acidità, quando magari su altri vitigni ti trovi 6, 7 come parametro di acidità, lui ha 12. Ok. E soprattutto Quando quando un normale sarebbe? 6, 7. Ma dai, Sì, il sì, è il doppio. doppio. Sì, sì, è Wow. terribile. Veramente taglia la lingua. Esatto. Wow. Poi con la tannicità è il mix perfetto. Sì. E poi la cosa che fa ridere, nel senso, quando vai ad assaggiarlo in pianta sembra tu tocchi l'acino e sembra quasi che ti si stacca dal raspo, lo assaggi e hai questa acidità, quindi veramente ti taglia la lingua. Esatto. Per quello anche penso la derivazione del nome, ma poi anche quando lo vinifichi, finisce la fermentazione, lo assaggi e ti viene la pelle d'oca, è terribile, Dai. non arrivi. Capisco perché stava andando perso poi alla fin fine, perché veramente quando c'era gli anni che si vendeva solo vino sfuso, vino da diciamo pronta beva, era veramente impepibile. Cioè, Ok. anche penso se lo tagliassi con qualcosa venisse fuori questa acidità e questa tannicità che ti taglia la lingua. Ma era proprio fatto ad una volta per quello, per tagliare con degli altri, per Sai che aggiungere un po' di non s acidità? forse anche sì, ma io so che stava andando veramente perso e hanno recuperato penso anni '80 alcune viti nelle colline, penso o qua di Corno o Butri, adesso non mi ricordo bene, e da lì poi è stato un po' ripiantato, però i primi anni è stato veramente un vitigno, papà e zio dicono sempre era quasi una palla al piede, perché nessuno lo conosceva e nessuno lo voleva poi soprattutto, perché poi devi anche capire come vinificarlo e quindi diventa un po' difficile anche quello, perché se quando non conosci con cosa hai a che fare è C'è qualcosa difficile. che devi fare per Esatto. domarlo un Sì, boh, per pochino. esempio 2 anni di affinamento in legno secondo me 2 sono anni. sì, noi facciamo così, noi fa la fermentazione, comunque tutti i rossi fanno bene o male, macerazione dai 25 ai 30 giorni, quindi tutta la È fermentazione. abbastanza Sì, lunga. sono lunghe, abbiamo questa filosofia, ci troviamo bene, quindi sì. Finché non finisce la fermentazione restano con le bucce. Okay, E poi restano 1 anno, noi abbiamo tutte vasche in cemento, sono okay. vecchie vasche, anche loro hanno un po' di anni. Ma c'è un po' di moda di tornare Sì, sulle vasche di noi le cemento. abbiamo sempre avute da quando hanno iniziato e quindi C'era un periodo quando tutti lo buttavano fuori sì, nel campo e esatto. adesso tutti che vanno fuori a recuperarli perché sono Esatto. sì, esatto. Ma allora sono una rogna soprattutto perché ogni anno devi stare lì a ridipingerle perché poi si scrostano e sono molto delicate, quindi devi stare molto attento. Però secondo me hanno sì, cioè non ti parlano, però hanno un'espressione diversa rispetto alle vasche in inox. Sull'inox abbiamo alcune vasche, ma perché ci serve non avendo spazio abbiamo dovuto optare, ma servono solo per i vini che poi vanno poi in imbottigliamento, quindi è una cosa di stoccaggio per Okay. l'ultimo periodo Ah, magari, perché non avendo se magari ti trovi in vendemmia e non hai abbastanza spazio, devi optare ma per anche il Sauvignon
No, il Sauvignon fa solo cemento perché comunque viene Fa cemento? fa solo cemento. Le vinificazioni dei bianchi fanno Tutto fermentazione, cemento? tutto cemento. Wow, Sì, okay. sì. Perché appunto in inox io non mi trovo, quindi Wow, sì. interessante. Mh-mh. Sono delle vasche, sono un po' ammodernate, diciamo. All'interno hanno le piastre per raffreddare appunto per i vini bianchi, Ah, perché okay. sì, non sono hanno bisogno cioè sono Di stati fatti aiuto, sì, esatto, okay. povere. Quindi sì, hanno all'interno una piastra che comunque per i vini bianchi ci serve per controllare la temperatura durante la fermentazione. Però sì, Ah. sono ci troviamo molto Perché bene. ovviamente quando si pensa di Sauvignon si pensa sempre di acciaio, Sì, no, però invece fa il cemento. cemento, Sì. bello, molto bello. Secondo me, c'è questo ciclo, no, e sta tornando un po'. Questo Eh, interessa c'era un'altra azienda recentemente dove sono andato e loro hanno ah, recuperato tutte quelle di vedi? cemento invece Sì. di spaccarli e buttarli Ma fuori per tanti purtroppo adesso si trovano magari che le hanno vendute tanti veramente le hanno buttate, spaccate, buttate via proprio. sì, ma c'era, non lo so, qualche parte qui vicino di Cividale che Prima del birrificio, c'erano delle cose sì, proprio stoccato lì sì. fuori, esatto, proprio pieno, non lo so, Sì, gatti e cani che pieno, vivono sì. Infatti, dentro. ogni volta che passo, Si sente male. sì, mi Ma piange il qualcuno cuore. aiuta quei poveri che sono buoni ancora sicuramente. Esatto. Avessi un po' di spazio le comprerei. Esatto, mi sembra che erano abbastanza piccole. Secondo me se Sì, potevi alcune portarli via dicono: "Dai, le metto portali sotto via." il letto. Esatto, se qualcosa così. Ma interessante Sì, sì. questo approccio anche con cemento, Sì, diverso dal è solito. diverso. Secondo me è tutt'altra cioè, sembrano 2 contenitori, bene o male uno vale l'altro. In verità no, c'è tutt'altra cosa alla fin fine. C'è qualcosa, non lo so, qualcosa che tu sogni di fare in azienda che non sei ovviamente che hai appena cominciato, però che sei sempre "Ma quando ho un po' di tempo, un po' di spazio, ho un vigneto che posso fare io, che voglio fare, o qualcosa in cantina che voglio provare di fare un Sauvignon o un Tazzaleng in questo modo." C'è qualche sogno che stai Allora pensando? sul Sauvignon mi hanno già un po' lasciato e quindi quello è già uno. Per Sì, adesso non ho troppe esigenze sul resto perché secondo me, stiamo lavorando bene. okay, Un po' modesta sono. esatto. Però nel senso If secondo it me ain't broke, don't fix it. Stai dicendo così. Se non è spaccato, non ripararlo. Esatto, e okay. quindi secondo me andare a stravolgere o comunque fare delle cose cioè o hai le idee secondo me ben chiare e quindi dici: secondo me è assolutamente da cambiare", perché magari anche un po' ti confronti. Secondo me andare a cambiare qualcosa al momento non andrebbe secondo me non vale la pena. Quindi per adesso non ho nessuna sì, Nessun tipo di gioco ancora un po' col Sauvignon, sto cercando di capire cosa si può fare. ma neanche un piccola idea nascosto lì nel cervello, ma e se potevo fare un Nebbiolo a Toriano, non lo so, una cosa No, che io pazzesca. no, c'è il refosco bianco. Refosco bian Sì, vedi che c'è c'è qualcosa. qualcosa, perché papà mi ha messo il puntino e siccome però zio non approva, Oh, perché dice: okay. "Abbiamo già troppi vini" e ha ragione effettivamente, perché ne abbiamo tanti. Però c'è questo puntino che Mh. se ma farei proprio magari 4 bottiglie di numero, Farla. cioè Sì. prima o poi secondo me Perché ho sentito questa leggenda del refosco sì. bianco, ma non l'ho mai visto. Ma non so neanche se ci sia qualcuno che l'abbia neanche mai vinificato probabilmente. Ah, Ci sono le piante, perché c'è Carlo che comunque okay. le produce, però non so se qualcuno l'ha mai provato a vinificare, cosa sia. Sarei curiosa anche per quello, queste cose. Parla un po' di Carlo. Carlo Carlo chi è Petrussi, Petrussi? Carlo Okay. è dire spacciatore delle viti è un po' brutto. Ah, okay. Beh, lui lavora lui ha insegnato tanti anni credo all'agrario, Okay. all'istituto agrario e lui, propaga le viti, quindi va a cercarsi tutte le varie fa lui delle selezioni massali, difatti noi abbiamo la selezione massale di Refosco, l'ha creata lui alla Okay. fin fine Ah. Allora e non stiamo parlando del solito Rauscedo. sì, lui lavora Lui lavora per Per Rauscedo, Rauscedo, sì, okay. poi lui ha firma no, lui rivende le viti
Ok. E quindi quando qua in zona Ah, tendenzialmente si ok. va a comprarle da lui senza andare fino a Perché il Rauscedo. nome l'ho sentito, forse lo conosco anche di Beh, penso lui faccia. collabora anche qua col consorzio, Sicuro, quindi so sicuro. che tutte le varie ha fatto diversi libri, ha fatto il libro sulla dovrebbe aver fatto insieme a Enos Costantini il libro sulla ribolla, penso, E e non le vi sto corteggiando adesso per venire sul podcast. Anche lui abita a Togliano, lui abita Ma praticamente sì, dai? sì, sì, abita Ah, vicino al nostro ok. a un nostro vigneto. Secondo me devo venire da voi allora, Può devo sì fare essere, qualcosa sì, sì, solo lì sì, a sì. Toriano. Devi conoscere la zona meglio. Esatto, sì. E poi ha fatto il libro Le viti dimenticate dovrebbe chiamarsi, quindi ci sono tutte queste varietà come il refosco bianco, altre varietà che erano veramente cioè sono ormai quasi perse perché forse c'è qualcuna che ce l'ha qualche produttore, però altre sono state e quindi secondo me lui ha una conoscenza e una cultura pazzesca dalla parte di viticoltura, quindi tutta la parte della propagazione delle viti e tutto, Ok. sì. Fate solo monovitigni? Sì, no Non fate abbiamo nessun un uva? blend, Ah, fai un sì un uvaggio, blend, un blend. si chiama Bobo Rosso. Bobo rosso. Sì, che Perché Bobo rosso? il Bobo Rosso era l'uomo cattivo che veniva a prendere i bambini. Difatti sull'etichetta sembra quasi un ragno, è un po' a qualcuno spaventa, soprattutto gli aracnofobici. Ah, Però è molto particolare che poi alla fin fine è un ramo di carpino scomposto e ricomposto che forma questo che sembra un acaro, un ragno, ognuno poi la interpreta come vuole. ok. E l'hanno chiamato così perché c'era il nostro amico grafico che ci ha fatto un po' le etichette e che hanno una sera si sono Ah, così hanno deciso di fare bevuto questo troppo? sì, No. è probabile, no. Yes. E quindi Bovo Rosso è l'uvaggio, è Merlot, Cabernet e Refosco, è un taglio bordolese Ok, friulanizzato alla fin esatto. fine, sì, sì, Tante sì. lo fanno questo tipo Sì, ma secondo di taglio. me perché boh, se no il taglio bordolese, okay, boh, va bene, ma siamo in Friuli, bisogna dargli un po' di caratteristica nostra, quindi il Esatto. Refosco, cosa non c'è meglio di Refosco per fare un bel taglio bordolese nostro. Mh. E questo è fatto sempre con tempo in barrique, Sì, boh, sempre noi diciamo è un vinaggio perché vengono vinificati separatamente i tre vitigni. Per Merlot e Cabernet fanno un 50% di affinamento in legno, mentre il Refosco fa un 100% di affinamento in legno, fanno tutti 1 anno comunque, e okay. poi vengono assemblati prima dell'imbottigliamento. Facciamo un terzo, un terzo, un terzo tendenzialmente, poi Okay. sì. Poi non viene fatto tutte le annate e cerchiamo le annate migliori, perché per esempio, adesso abbiam fatto 16, abbiam saltato la 17 perché la 17 c'è stata la gelata e sul Refosco avevamo perso quasi tutta la produzione. Wow. Abbiamo conta che di solito riusciamo a fare 6.000 bottiglie e quell'anno ne abbiam fatte 1.500 Oh, ah. neanche, quindi sì, è stata veramente un'annata importante. È La una f cosa che succede spesso in quella zona? No, è stata diciamo penso l'ultima annata che abbiamo sì, adesso non lo voglio gufare. Esatto, perché con questi Sì, giorni caldi ti sì, no, stanno è venendo veramente difatti fuori, mi sì. preoccupano un po' perché questi già il fatto che non piove e tutto, vedendo l'annata precedente non è un buon segno, però speriamo un po' si sistemi la situazione. Gelate ultimamente siamo stati relativamente fortunati, Okay. però appunto la 17 è stata abbastanza drastica perché comunque avevano già 20 centimetri i germogli Sì, e quindi è stata veramente, io ricordo quella data lì. terribile. E c'erano certe zone che sono stati veramente Sì, sì, colpiti sì. e altri posti che sono in qualche modo Sì, son boh. riusciti di evitare Esatto, i beh, noi danni. in Refosco sono praticamente 2 zone, c'è una strada in mezzo, ma in linea d'aria saranno 500 metri. Un vigneto è stato completamente, massacrato, l'altro si è salvato, quindi Dai. avere anche una frammentazione a volte aiuta, perché soprattutto se hai magari i vigneti un po' sparsi e magari non tutte le varietà nello stesso punto, Ah, arrivi magari a fare qualcosa, perché se magari hai tutto accorpato, tutto come anche la Grandine, stesso discorso. sì, esatto. Quindi se arrivi magari a vendemmiare qualcosa alla fin Okay. fine. Vedi che bah, ovviamente sei giovanissima, non puoi avere tanti ricordi del cambiamento climatico che sta Sì, cambiando sì, sì, qualcosa, sì, forse hai anche sentito del boh, padre, de un po' sì, boh, ma si nota soprattutto io noto cioè è un vantaggio, ma anche uno svantaggio. Sui rossi, i rossi hanno sempre noi abbiamo Cabernet Sauvignon, cioè, è una zona un po' sfigata per farlo, perché comunque non raggiungeva mai la maturità. Gli ultimi anni hai comunque parametri ottimali per vendemmiarlo, raggiunge la maturità, zuccheri perfetti, cioè perfetti, insomma buoni, e quindi hai dei vini, rossi maturi, cosa che prima avevi sempre un po' di difficoltà, ma a parte diciamo i vitigni autoctoni che quindi riuscivano a maturare perché sono nati qua da sempre, quindi hanno le caratteristiche
ottime. Altri vitini, anche il Merlot a volte era un po' stentava magari, il Cabernet Sauvignon soprattutto. E Ma quindi si nota un po' questo cambiamento. perché spesso quando si parla di Friuli si parla di territorio dei bianchi, Assolutamente, ma ma secondo me è forse una terra da rossi, assolutamente, sì, anche sì. soprattutto con questo cambio Sì, climatico. adesso sì, secondo me sì, perché comunque hai le temperature non è troppo caldo, che purtroppo alcune zone ne stanno risentendo, perché centro Italia se inizia a fare sempre più caldo, inizia a essere sempre un po' too much, Ok, perché sì, diventi questi rossi troppo, cioè se sono maturi hai questa complessità piacevole, se sono troppo diventano troppo alcolici e non sempre piacevoli poi alla fin fine, perché sì, anche troppo alcol diventano vini impegnativi. impegnativi, veramente. Tu hai fratelli, No, sorelle? sono solo io, sono l'unica. Ah, only child. Sì, sì, Ah, allora sì. tutto tuo, Tutto mio. diventerà Difatti tutto tuo. che poi quando c'era il Covid abbiamo fatto un po' di video, un po' per il consorzio, un po' per, promoturismo, Ok. e allora c'era questo mio amico che mi aiutava, che mi faceva i video. Allora io mi presentavo: "Ciao, sono Marta, questa è la mia azienda", e allora mi prendevano in giro: "È tutto tuo". Per quello mi fa ridere. Infatti. Però Ma anche effettiva lo zio? lo zio è single, però hanno un altro fratello che è fuori Okay. dall'azienda, che ha due nipoti, però loro non sono mai stati in azienda. Però sono sempre, Sì, eredi, però fa staremo a esatto. vedere quello. Ma tutto questo cade sulle tue spalle? Esatto, sì. Wow. E tu Eh, cominciando a 19 anni bene o male praticamente, sì. tu hai tantissimi, ma tantissimi vendemmie davanti di te. Assolutamente. C'era allora anche in piccole diciamo in piccoli anni, Mh, pochi anni che sì. stai lavorando in cantina, c'era qualcosa che hai realizzato, che hai imparato, che hai fatto un momento di "Ah, oh adesso ho capito." C'era Boh, qualche ci momento? sono, soprattutto negli ultimi anni, lavorando proprio direttamente e seguendo anche tutte le fasi, perché prima, quando magari ero alle superiori o anche prima no, perché solo andavo a vendemmiare bene o male. Negli anni delle superiori un po' ho iniziato a guardare e tutto, però tante cose poi dopo me le perdevo per strada, perché per esempio magari seguivi fino a metà settembre finché non iniziavo scuola, poi dopo non riuscivo più, perché se sei a scuola non sei lì. E quindi, soprattutto nella vinificazione dei rossi, che è quella più lunga, o comunque anche dei vini passiti facendo il Verduzzo e il Piccolit, me li perdevo sempre, e quindi negli ultimi anni è stata: "Wow, ma succede questo?" Nel senso ti perdevi magari fasi fondamentali, Ah, quindi okay. sì, Che quindi è adesso stata che sei full time sì, si può seguire capisci, fino sì, alle fine. assolutamente Ah, okay. tutto per filo e per segno, sì, è soddisfazione perché segui tutto alla fin fine, non solo una piccola parte, e quindi cioè capisci anche tante cose. Allora fate Verduzzo E e piccoli Piccolit, sì, ma entrambi. 2 vini 2 dolci vini dolci, fanno la a stessa passimento? sì, fanno la stessa vinificazione. Noi le raccogliamo nelle cassette, abbiamo il vecchio granaio che abbiamo adibito appunto a fruttaia, e quindi verso metà settembre facciamo la raccolta. Tendenzialmente cade sempre giusto metà settembre, e tra i bianchi e i rossi alla fin fine, perché preferiamo raccoglierli magari non a maturità completa, quindi quando hanno ancora un po' più di acidità, perché facendo poi 3 mesi di appassimento, perché li lasciamo poi fino a fine novembre, primi di dicembre. Ah. Poi dipende dall'annata, se hai delle condizioni ottimali puoi lasciarli anche un po' di più. Se l'annata è piovosa magari onde evitare che si sviluppino muffe non buone, Okay. Cos'è l'obiettivo con l'appassimento? Di perdere un certo livello di peso, di acqua, di sì, sì, e se si può, se hai condizioni ottimali, di sviluppare un po' di muffa nobile, però okay. non sempre appunto avviene, perché il clima non lo comandi, e quindi sì, no, sempre. E quindi fa 3 mesi di appassimento, e poi viene pressato e lasciato fermentare con tutta la sua calma. Il Piccolit abbiamo, perché riusciamo a fare 200 litri, quindi abbiamo una barrique che usiamo solo per lui, c'è la sua Wow, barrique. ha il suo Ha barrique il lo suo usi barrique che ha okay, non so quanti, cioè ormai è un contenitore, non è neanche certo, barrique, e lo usiamo solo per il Piccolit, quindi ha la sua botticina tutta sua. okay. Boh, mentre il Verduzzo fa sempre fermentazione in cemento, ma conta che iniziano un po' a fermentare, poi tra l'alto livello zuccherino e tutto, tendenzialmente o si fermano e poi ripartono quando adesso in primavera, quindi verso marzo-aprile, e quindi con calma poi fermentano. Mh. E tu E non hai nessun non lo so, stesso
passione per un vino dolce che hai per i vini fermi, Ah, secchi? nel Nì, senso, io non sono amante delle cose zuccherate, cioè nel senso ho un po' i dolci non mi sono mai piaciuti né niente, quindi cioè bevo i sei vini dolci. fortunata. Bevo i vini dolci, ma non ne vado, cioè nel senso, secondo me con un po' più di acidità preferisco rispetto a quei vini dolci che stucchevoli, che tante volte ti aspetti anche dal naso hai questi profumi spettacolari, poi in bocca però un po' ti muoiono ed è Mh, un po' triste secondo me, perché perdi secondo me una parte, però è quello purtroppo, soprattutto nei climi magari caldi come vedi la Sicilia, questi vini poi belli pieni, però bevi magari un calice e poi basta, non arrivi e okay. quindi e poi appunto se non ami lo zucchero ancora peggio. Esatto, E quindi sì, sui vini dolci non saprei, non è una cosa che che ti sì, no, non è come Natale, vieni una volta all'anno anche se esatto, non lo vuoi. esatto. C'è un vino che tu magari volevi vendere di più, quale che era più popolare di tutti i vini che lo fai? Allora C'era qualcosa che è sempre questo, è sempre un po' trascorso, un po' sì, tralasciato, che ignorato, però è un vino così buono, così che c'è, c'è, c'è? C'è c'è qualcosa, che c'è cos'è? il secondo me il Pinot Bianco, Ah, che secondo me la possiamo definire papà anche la definisce, la Cenerentola dei vini bianchi. Cenerentola dei vini Sì, bianchi, perché perché? è un po' sempre trascurata. Perché secondo me non viene capito, perché tutti conoscono il Pinot Grigio. Il Pinot Bianco quasi nessuno lo conosce, anche quando vai a presentare, soprattutto magari all'estero, ma anche in Italia ti guardano: "Pinot Bianco, cos'è?" È un vino che secondo me come territorio noi cioè qua è il suo territorio alla fin fine, come può essere l'Alto Adige, perché è un territorio per il Pinot Bianco, secondo me siamo noi e l'Alto Adige, perché comunque hai queste belle escursioni che ritorna appunto anche sul discorso magari del Del Sauvignon, Sauvignon. esatto. E quindi hai questa mineralità, questa freschezza e l'eleganza soprattutto, perché secondo me i Pinot Bianchi nostri sono in generale del Friuli, secondo me sono degli ottimi Pinot Bianchi, Mh. che però non secondo me non vengono capiti. Secondo me poi il Pinot Bianco è il vino perfetto col pesce, cioè il pesce e il Pinot Bianco sono la il mix perfetto. Difatti se usciamo a cena, Pinot Bianco col pesce Invece di Sauvignon. sì, non Mh. o se no un Sauvignon francese, però tendenzialmente secondo me il Pinot Bianco è il vino perfetto. Okay. E però non viene Non capito e viene capito. Difficile da vendere. difficile il vino bianco che fa più fatica ed è quello che diciamo produciamo di meno, quindi anche lì dici Ma c'è anche fa fa questo gruppo, però adesso è ed è il solo Collio, Collio, sì, 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 esatto, che sono vende molto Pinot Bianco. bravi che Eh. hanno almeno Se portano avanti il nome del Pinot Bianco, perché secondo me devono anche includere un po' di Colli allargare, sì. orientale, esatto, Perché perché comunque anche noi è che siamo veramente pochi secondo me di produttori di cioè, è vero. non li conti su una mano, ma più o meno alla fin Ma io fine. ricordo quando sono arrivato, e stiamo parlando di del 20 qualcosa anni fa, che Mh-mh. tanti persone che l'hanno fatto Pinot Bianco e dopo Poi piano piano l'hanno estirpato esa perché, boh, non esatto. nessuno perché secondo me nessuno anche ci crede magari così tanto, o comunque appunto non venendo apprezzato o non capito magari anche dai clienti, non Ma c'era anche questa confusione un po' con Chardonnay anni anche fa, perché comunque magari tendenzialmente si fa anche un passaggio in legno del Pinot Bianco, magari non completo come sullo Chardonnay, noi per esempio facciamo un 20% 20% in legno. sì, in tonneau Okay. per 6 mesi fino a prima dell'imbottigliamento, poi vengono riassemblati. Perché comunque gli dà questa magari, pienezza e lo rende un po' più elegante, ancora un po' più elegante di quanto non lo sia già. E quindi magari se l'uso eccessivo del legno può magari confonderti, perché magari sono vitigni, non dico simili, ma anche come caratteristiche della vite, sia maturità che tutto sono vitigni che si possono un po' comparare, quindi anche quello c'era questa confusione probabilmente. Okay. Poi lo Chardonnay è un vitigno il Pinot Bianco non lo trovi dappertutto. Fate anche Chardonnay? No, noi no, No, facciamo solo Pinot solo Bianco, Pinot però Bianco. lo Chardonnay è un vitigno internazionale, Pinot Bianco è già più limitato secondo me. Tu puoi trovarlo magari in giro, però non hai mai sentito parlare di un Pinot Bianco della Nuova Zelanda. No, 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 no. E quindi sì, Chardonnay lo trovi in tutto il mondo, alla fin fine dalla California, tutto, quindi anche per quello forse è un po' più famoso. Esatto, esatto, esatto.
Ma io sono convinto che adesso vengo a visitarti lì a Toriano. Assolutamente. Devo fare un tour, devo mettere insieme un gruppo di Sì, persone, in questo modo possiamo capire assolutamente. che io posso capire meglio questa zona. Bisogna, è una Esatto. zona sì, siamo un po' siamo quelli orientali, ma siamo un po' più Un po' sì, sì, un po' più strani. perché No. non sei lì sopra dove c'è Faedis, Esatto, siamo praticamente Savognano, esatto, che però anche non loro, sei neanche che Cividale Cividale Spessa, esatto, dove siamo siamo. sì, Siete un po' lì, un piccolo isola. esatto. Ah, bene, allora io voglio esplorare un po' di più questa zona. Boh, Marta, ti lascio andare, abbiamo passato un bel tempo insieme, voglio lasciarti andare a casa. Grazie tantissimo Grazie per mille a passare un te, po' di tempo con è noi. stato veramente un piacere. Piacere è stato mio e ci vediamo A a Toriano. a Montina assolutamente. A Montina. A Montina, sì. In particolare, a Montina. Veramente, grazie. Ciao. Ciao.